ho chiesto aiuto a una maestra, ho raccontato un po', loro si erano accorti e quindi mi hanno detto appunto guarda che potrebbero portarti via. Io con ingenuità, come ho scritto anche nel libro, di una bambina di 8 anni circa più o meno, e le ho detto no, magari mandano qualcuno e li fanno andare d'accordo. Però mia madre appunto arrabbiata mi disse guarda che ti portano via. Ho visto un mio conoscente che praticamente si stava iniettando l'eroina. Vuoi fare peggio dei tuoi genitori o vuoi costruirti qualcosa? Io veramente ringrazio tutte le scelte sbagliate che ho preso. Solo sbagliando puoi capire determinate cose. In generale noto che non viviamo mai il presente. Ci facciamo prendere dall'ansia, dall'agitazione, dalle brutte cose, magari per il passato o per l'ansia del futuro. In realtà bisognerebbe gustarci la giornata. Ecco. Molto bene, molto bene. Con noi oggi c'è Jessica Sgrevi. È un piacere mio, vi ringrazio. Benvenuta a Campus Cast, British School Bassano. Per chi di voi ancora non ci segue, sappiate che è molto semplice, basta cliccare sulla campanella che vedete sotto questo schermo, attivare le notifiche e essere pronti a scoprire nuove persone, nuove avventure, nuovi progetti. Coraggio, forza, scelte, molto spesso non cosa si fa, ma come lo si fa, come si affrontano certe scelte, come si agisce grazie alla paura, grazie alla difficoltà, ma sempre con un grazie all'inizio di ciò che si va a fare. Alla vita. Jessica ha quello che definiremo in tanti un lavoro normale, ok? Lavori nella logistica, lavori per un'azienda, hai fatto il tuo percorso di formazione, di studi, hai ripreso un tuo percorso di formazione dopo un po', è comunque una tua vita, ok? Ma questa vita ti trova da noi oggi sorridente, qualche anno fa di sorrisi ce n'erano pochi. Diciamo che non è che non c'erano sorrisi. Pochi. Però sì, c'erano anche tanti momenti che non mi piace più classificarli bui, però ci sono stati. Diciamo. Partiamo da un aggettivo che è confuso, Sì, che potrebbe distinguere o caratterizzare quella che è stata la tua adolescenza. esatto. Si parte da una confusione, si parte da un caos Sì, e ci si costruisce. Si trovano delle guide, si trovano degli ambienti che aiutano a ritrovarsi, darsi una linea, provare una via. Arriveremo piano piano a quella che è la tua prima opera e troviamo qui, di fronte a noi, Le radici della speranza. Le radici della speranza è un titolo da quarantenne come minimo. Avrei potuto scriverlo io un titolo di questo tipo, ma arriva da te, ragazza, giovane, cresciuta in Toscana, sì, ad Arezzo, sì, ad Arezzo. e al momento trasferita appunto in zona Venezia. Quindi sei diventata una di noi o stai diventando una di noi. Si Mezza diventa e mezza. facilmente veneti, ecco. Dai, sì. O lo si è nell'anima. Definisco 50 e 50. 50-50 mi va benissimo, Sì, anche dai. perché ovviamente il 50% veneto è dominante. Ma restiamo appunto su di te. Raccontaci un po'. Raccontaci un po' di questa confusione, raccontaci un po' di quelle che sono le scelte e quelli che sono anche i momenti di coraggio per dire andiamo avanti. Allora, quando ero piccolina, insomma, ho avuto problematiche a livello familiare e quando ero piccola la vedevo più come un fattore economico. Poi nel crescere neanche troppo, perché ero veramente piccola quando appunto sono stata trasferita in una comunità educativa, ex orfanotrofi. Poi lì insomma mi sono accorta subito che c'erano altre problematiche più intense, quindi non da parte di tutta la famiglia, però insomma alcune componenti magari molto disfunzionali, come per esempio mio padre, una dipendenza dall'alcol, poi insomma varie cose, diciamo, non voglio addentrarmi troppo, però insomma anche violenze
fisiche, magari non rivolte a me, però a livello comunque psicologico, ovviamente a una bambina di 5-6 anni influiscono tanto anche nel processo poi di crescita. Quindi siccome tutte le sere noi vivevamo insieme ai nostri familiari, quindi nel senso con la zia, lo zio, la nonna, eravamo una famiglia un po' allargata e quindi questo non giova, soprattutto se la stabilità familiare è già un po' così. E niente, praticamente quasi ogni sera venivamo buttate fuori in seguito a un litigio, quindi sacchi da spazzatura, carabinieri, che non sono intervenuti, però io ne risentivo a scuola, comunque ero un po' indietro, questo alle elementari, fine elementari. Andavo in un doposcuola proprio per cercare un po' di recuperare la scuola, insomma, l'anno scolastico, quando ho chiesto aiuto a una maestra, ho raccontato un po', loro si erano accorti e quindi mi hanno detto appunto guarda che potrebbero portarti via. Io con ingenuità, come ho scritto anche nel libro, di una bambina di 8 anni circa più o meno, e gli ho detto no, magari mandano qualcuno e li fanno andare d'accordo. Da lì ha fatto la richiesta, insomma tutta la procedura, hanno fatto tutte le ricerche del caso, perché comunque prima di fare entrare un individuo in una struttura fanno tutte le ricerche con l'equipe e tutto, e quando appunto dopo qualche mese è arrivata questa sentenza al tribunale dove c'era scritto, io non l'ho letta chiaramente, ero piccola, però mia madre appunto arrabbiata mi dice guarda che ti portano via. E io non avevo capito bene di cosa si trattava, forse anche per la tenera età. E niente, al momento poi c'è stato l'ingresso, e è stato un po' difficile, più difficile il primo ingresso, perché poi dopo sono tornata a casa in fase adolescenziale, perché appunto i miei si stavano comportando bene, stavano seguendo tutte le coordinate, diciamo, che gli venivano assegnate, quindi c'è stato un tentativo di rientrare a casa, mi hanno dato l'ok, e poi dopo per una vicenda un po' forte mi hanno chiesto se volevo rientrare e io ho accettato, perché mi ero accorta, anche se appunto si ama incondizionatamente il proprio genitore, anche se appunto è disfunzionale o ha varie problematiche o comunque dei limiti umani, o comunque non hanno avuto magari un appoggio che ho potuto avere io. E quindi niente, ho accettato di rientrare, anche se fino a una certa del mio percorso io volevo tornare a casa. Poi al che mi sono accorta che non era stata giusta per me, ecco. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Hai descritto delle fasi importanti, nel senso che comunque da un momento di innocenza in cui percepivi e sentivi qualcosa che non andava come doveva andare, ecco, sei stata supportata e aiutata in un contesto estraneo a quello che è la famiglia, che è estremamente forte per una ragazzina di 8, 9, 10 anni, ok? Ma lì si tratta appunto di un momento di innocenza. Esatto. La seconda parte, la seconda volta in cui appunto si è ricreato un contesto di, l'hai definita tu, disfunzionalità, è la parola che diciamo può descrivere nel modo probabilmente più politicamente corretto l'ambiente in cui ti sei ritrovata, ti sei trovata invece a dover scegliere da giovane adulta, esatto, in quel momento, un meglio per te stessa. Esatto. E quello è un primo sì al crescere e il poter scegliere effettivamente di cambiare ambiente, contesto e, come hai detto tu, in un certo senso situazione familiare, familiare in maniera estesa, perché il vivere in una comunità cerca di interagire, generare con te in maniera da riuscire a darti
la parola è forte, ma un surrogato di famiglia Esatto. che ti è vietato, ti è precluso Esatto. in quello che è il contesto biologico. Esatto. Ok. E lì come sei cresciuta? Allora, io penso che sono stata fortunata perché mi sono trovata in una comunità competente, Mhm. posso solo ringraziarli. Quindi sì, io tenderei a dare il merito agli educatori quando loro mi ricordano costantemente che è anche merito mio. Mhm. E questo è vero perché se guardo purtroppo una percentuale di riuscita nelle ragazze giovani, non è semplice, ecco, trovare il proprio percorso, soprattutto un percorso lineare e sano, dopo un trascorso comunque... Tossico? Sì, Sì, esatto. posso buttarlo io questo Esatto, aggettivo esatto, stavolta. Ecco, esatto, sì. esatto. E quindi mi ritengo fortunata, quindi li ringrazio anche me stessa perché comunque ho trovato un ambiente fertile per la mia crescita. E non è stato, non posso dire che è stato semplice perché comunque le mancanze di un genitore comunque le senti, per quanto disfunzionali appunto. Quel, È pur sempre che ti ha dato la vita, torniamo esatto, sempre a quella come cosa. esatto, E condivido con te la quell'abbraccio, non potenza tanto, dell'abbraccio anche, sì. esatto, non tanto le vacanze insieme, le cose magari un po' più elaborate, tra virgolette, ma anche solo un amore cosa vuoi per pranzo. Ecco, i miei amici, i miei compagni di scuola uscivano, amore cosa vuoi per pranzo, andiamo dal nonno. Ecco, questo mi è mancato, ma tante altre cose. Però, d'altro canto, so nel profondo che se non fossi cresciuta lì, probabilmente ad oggi non sarei la persona che sono ora e non avrei... Probabilmente avrei imboccato strade che ho imboccato e non ne sarei uscita. Ecco. Mi viene in mente nel periodo adolescenziale che c'è stato un periodo lungo dove non andavo a scuola, facevo come si vuol chiamare, chiodo, filone, buca. Sega, lippe, Ok, ecco. bruciare da queste Esatto. parti. Ok, bene. Si è Qualcuno ha capito? qualche altro sinonimo? Ce l'abbiamo, Esatto. ce l'abbiamo. Sì, avevo raggiunto molte assenze. In più avevo iniziato già da un po' a fumare, si può dire? Fumare, ma hanno capito tutti. Fumare. Esatto. Insomma, mi ero indirizzata in una compagnia un po' disfunzionale, Deviante. deviante, ecco. Sì. E quindi niente, io continuavo a distogliere la realtà dalla vera vita, un po' come sedarmi, poi gli educatori insomma mi parlavano, cercavano di farmi riprendere la retta via, diciamo, perché comunque ero diventata un po' apatica, proprio come se volessi rifugiarmi in qualcosa appunto di fantastico che durava poco. Comunque, sì, insomma, stavo per perdere l'anno e appunto mi hanno detto gli educatori, guarda che se vuoi smettere, non vuoi continuare la scuola, anche se sei all'ultimo anno, dicelo ora, così magari fai qualcos'altro. E io lì mi sono impegnata e sono riuscita a recuperare materie, sono stata messa all'esame e appunto sono riuscita a prendere il diploma, cosa che sembra scontato perché ora tutti hanno il diploma e anche più, ma nell'ambito appunto di una famiglia, cioè comunitario diciamo, c'è una bassa percentuale, proprio perché... Di raggiungimento del diploma. Esatto, Sì. esatto. E quello è uno dei momenti dove appunto ho capito che volevo qualcosa in più dalla mia vita, ma l'altro è quando prima di questo episodio, molto prima, ho deciso appunto di smettere di fumare. Praticamente ero appunto in una giornata dove non ero andata a scuola con questo gruppo e ho visto un mio conoscente che praticamente si stava iniettando l'eroina.
E lì mi si è accesa una lampadina, proprio mi sono vista questa lampadina e ho capito che cioè, mi sono fatta la domanda molto banale, tra virgolette, proprio semplice: vuoi fare peggio dei tuoi genitori o vuoi costruirti qualcosa? Me la sono formulata in modo molto semplice, spontanea, però è stato d'impatto. Mi arriva come un macigno, comunque, Esatto. perché quanti anni avevi? 17-18 No, forse? no, molto prima. Molto prima, sì. Sì, perché io mi sono diplomata a 18 anni, 19 circa, questo è venuto prima, ho raccontato prima il dopo e poi Ok, sì, mi sono un sì, sì. attimo... Il prendere coscienza, avrò soprattutto... avuto 15 anni, Mhm. sì, 15, 15 e mezzo, 16 massimo. Se penso ai ragazzi e alle ragazze di adesso, a 15 anni e mezzo, e trovarsi in una situazione di questo tipo, con ciò che sai sta succedendo, accadere Esatto. davanti ai tuoi occhi, come la scena che tu hai Esatto. appena descritto, è di un carico emotivo che anch'io a questa età probabilmente non riuscirei in maniera distaccata a sostenere, sapendo a cosa va incontro chi abusa di determinate sostanze, perché ovviamente non sarà stata la prima volta, perché ovviamente si sarebbe già visto cosa si diventa nel momento in Esatto. cui subentra questo. La dipendenza è uno dei grandi nemici ai noi di quelle che sono le passioni, perché Sì. dipendenza sembra essere un rifugio, invece è semplicemente uno spegnimento. Sì. Ed è quello che tu hai recepito. Hai recepito, magari ancora non davi un nome a quello, ma ti sei fatta la domanda giusta. Esatto. Voglio fare di meglio? Sì, anche perché poi entri nel loop di è solo una, Mhm. cioè non è una droga, come dire, dalla società non è vista come una droga pesante e quindi quasi ti incentiva, non la società, in generale dico, ti senti un po' come per dire sì, vabbè, non è niente di che. Poi in realtà se fai ricerche va a bruciare i neuroni, va a comportare tutta una serie di problematiche. Ed è questo, è il Comunque c'è il farsi rischio, domande che ti aiuta. esatto, e È poi c'è il domande- rischio di andare in qualcosa di peggio. Cioè, infatti io fortunatamente avevo paura, non ho mai provato altro. È stata una fortuna perché sapevo le conseguenze, perché sapevo che potevo, in un momento così di fragilità, sapevo che potevo caderci. Quindi sì. Tu ti sei trovata appunto a sentirti carica di responsabilità. Presto, molto presto. Ovviamente il contesto lo prevedeva, perché nel momento in cui, raggiunta la maggiore età e raggiunto un diploma, tu tecnicamente potevi badare a te stessa. Esatto. E quindi il passaggio da quello che era un ambiente, seppur di esempi sani, mettiamola Esatto. così, e tra l'altro mi pare di capire anche con poche parole ma giuste che ti venivano rivolte. Sì, dipende. Poi dipende anch'io se lasciavo passare, però loro comunque, anche se hanno da seguire veramente tanti ragazzi, almeno parlo della comunità dove sono stata io, c'è un'equipe consistente di Sì. insomma, vari educatori, educatrici che Che sanno dare le attenzioni giuste. sì, Bene, sì. molto bene. Cercano tanto di instaurare un rapporto, comunque anche se è sbagliato, ma entri un po' in un contesto diverso, ma sempre un po' familiare, perché comunque ci sono anche le notti, loro fanno notti, quindi sì, hanno la loro vita fuori, però gran parte comunque È un contesto totalizzante. Esatto. Non soltanto per chi lo Esatto. vive la parola tecnica è utente, Esatto. ma anche da chi effettivamente ne è coinvolto, e ne è coinvolto con un carico emotivo estremamente ponderato su Esatto. quello che è la situazione che si ha attorno. Non di rado, appunto, ci sono episodi in cui è l'abisso che prende possesso dell'educatore stesso, quando lui stesso magari non ha quella presenza di spirito o formazione, anche molto spesso, per poter dire so come tenere spalle larghe di fronte alla casistica che mi ritrovo attorno. Il distacco Sì. ci vuole. È un distacco, ma è come sempre un distacco empatico, perché Esatto. senza un'empatia corretta, senza un'empatia soppesata, non si riesce ad arrivare a quello che è il risultato di far crescere, educare, appunto, anche semplicemente
ma molto spesso non è così poco, con un esempio positivo, i ragazzi in questo caso che stanno attorno. Adesso, dato tecnico che interessa a me, Sì. ma che voglio appunto condividere anche, l'età, il range di età che appunto si trovava all'interno di questa comunità andava dagli anni agli anni? Allora dipende da appunto le comunità, però quella dove sono stata io, dove sono cresciuta io, era sia minorile che al piano di sopra madre e bambino. Ok. Quindi da neonati fino alla maggiore età. Esatto, però eravamo separati. Okay. Dove ero io, bambini di 4 anni circa, fino ai 18-21. Dipende dal comune se aveva abbastanza fondi. Raggiunta la maggiore età, esatto, che comunque una maggiore età a 18 anni in anni recenti è una maggiore età spuria, esatto, ecco, ti assumi le tue responsabilità. Esatto. Ok. Sì. Esattamente, cosa ha significato per te? E nel concreto cosa è successo? Allora, mi è stato detto appunto dall'assistenziale e dall'educatrice di riferimento che appunto il comune non poteva continuare a appunto educarti. Insomma, non potevamo andare avanti con questo tipo di percorso fino ai 21, non c'era stata la proroga, diciamo. E poi insomma lei l'ha detta anche bene, nel senso mi ha detto, visto che sei una persona in gamba e tutto, insomma, c'è questo progetto di questa casa, alloggio, dove si accetterà e condividerai l'appartamento con altre persone, mamme, bambini, appunto, familiare, dove così non hai subito l'affronto, diciamo, subito il distacco, cioè non è che non hai il distacco, avrai comunque il distacco, però non ti catapulterai. Cercano di dare una gradualità al procedimento. Esatto, e quindi hanno pensato a questo progetto e quindi io, sì, insomma, ho accettato anche perché non avevo altre alternative, quindi ho accettato. E poi credo sì che c'era tanta fiducia comunque, oltre al resto. E quindi sì, sono uscita e comunque questa casa era a fianco. Tecnicamente era proprio al piano di sopra, anche se era staccato, c'era un'entrata indipendente e tutto. Io non dico che ho tagliato i ponti, però mi è stato suggerito appunto da altre educatrici che avrei visto appunto, che poi vedevo una volta al mese circa per fare punto di situazione, che appunto per la mia salvaguardia dovevo un po' staccarmi da quello che era il contesto educativo e comunitario dove ero cresciuta, perché comunque è un po' brutto dirlo, ma non è la tua famiglia, quindi non puoi aggrapparti dopo se hai un problema, insomma, è bene anche, poi dipende dalle persone a persona, però staccarti, insomma, in modo sano, fin da subito. E quindi io avevo iniziato il servizio civile e sono andata ad abitare di là. Quindi anche quella è una scelta? Quella di iniziare il servizio civile, di cominciare ad essere tu al servizio degli altri in questo momento. Esatto, in realtà sì, sia per essere nel servizio cioè dare il servizio agli altri, ma era puramente in quel momento proprio il bisogno di avere un'entrata. Sono sincera, era... Va benissimo. E quindi poi... La consideri una scelta sana? Quella di prima di tutto abbiamo detto essere una scelta in un certo senso vincolante, quella di muoverti e andare a vivere da sola, ma quali sono effettivamente le scelte che consideri sane in questa prima fase, o meglio, non è la prima fase, ma nella tua prima fase di indipendenza e quindi di responsabilità verso te stessa, ovviamente, e tu hai detto sì, dovevo recepire uno stipendio per di qualche tipo, ma anche cominciare effettivamente a integrarti con quello che era un mondo esterno, non più fatto di formazione, studio, ma anche fatto di... Esatto.
farti vivere. Allora, diciamo che io penso, ma non credo che lo penso solo io, ma anche educatori che sono un po' succubi delle scelte che poi fa magari il comune, e poi c'è sempre una scaletta superiore e va a cascata delle scelte. Però sì, insomma, far uscire di comunità in un contesto che comunque viene percepito dopo tanti anni, cioè comunque ci sono cresciuta, quindi lo reputo un po' come una famiglia. Uscire quasi dall'oggi al domani a 18 anni, poco più insomma, così, anche se c'è questo primo step, non è semplice, nel senso che lo prendi bene all'inizio come senso di libertà. Ok. Vedevo la mia indipendenza, la mia libertà, ero felice. Però dopo un passato comunque non semplice, non è facile gestire le finanze, comunque finanze Limitate. molto molto limitate, e poi tutta una serie di cose, cioè anche gestire il tutto, tutte le cose burocratiche. Da dove si dovrebbe, qualcosa che hai imparato e che ti chiedo di suggerire, da dove si dovrebbe iniziare concretamente per riprendersi in mano? Allora, io direi che secondo me, a parte a livello individuale, ma proprio a livello comunitario e comunale, si dovrebbe dare la possibilità a tutti, lo so che non è semplice a livello di fondi, però trovare il modo di dare a tutti la possibilità, sempre una scelta, perché a 18 anni puoi scegliere di andare via, però di non... Cioè, non a 5 sì e altri magari meno sfortunati perché il comune non consente no. Quindi di dare a tutti la possibilità di avere dai 18 ai 21 o comunque almeno un anno, 2 di preparazione dove tu ti prepari. Ecco, questo è importante, magari secondo me, darlo a tutti la possibilità. E poi proprio a livello individuale, sicuramente sì, è che non è semplice poi a livello di tempistiche sapere poi come andrà, quindi se lo sai prima, anche se sei giovane, magari con l'aiuto appunto di educatori, entri nell'ottica di doverti mantenere, di dover appunto sì, doverti mantenere a 360 gradi, fare affidamento su di te. Non è facile per tutti, cioè penso un po' per nessuno, perché comunque io non me l'aspettavo, cioè nel senso ero, come dire... Hai fatto la scelta, sei uscita, sei stata Sì. portata a iniziare un'esperienza tua, Esperienza. ma ancora nessuno di noi lo è, ma vuol dire un completamento di un percorso era ancora in divenire. Esatto. E quindi, come è giusto che sia, si fanno errori, si va a sbattere la testa, Esatto. si rimane senza soldi prima del previsto, in maniera molto Esatto. esplicito, e magari si rischia di fare altri errori indotti dall'essere appunto Esatto. ancora in difficoltà e ovviamente non ancora completamente indipendenti. Esatto. Se ne parla, se non sbaglio. Sì. Sì, Sì. se ne parla. Scelte un po' impulsive magari. Esattamente, scelte impulsive sono quelle che, come dicevo al tempo, prendendosi del tempo si cerca di capire e magari cambia punto di vista e si ragiona. Difficile ragionare a volte quando appunto si ragiona di pancia e si ragiona su quello che magari sono delle istintività o delle necessità molto basiche, devono essere risolte in tempi brevi. Esatto. Okay. Una cosa che volevo chiederti è che percepisco che magari nel tuo percorso hai magari cercato di aiutare qualcun altro, ma questo qualcun altro non ha fatto che non soltanto non ha voluto essere Esatto. aiutato, ma ti ha generato un danno, cioè c'è stato un backlash verso te stessa che in tutto quello che è stato un tuo lavoro o quello che è stato fatto un lavoro assieme a te dalla componente educativa della comunità stava per andare un po' in malora. Sì, magari non mi sarei persa, però sì, la strada era quella. La strada era quella. Comunque prima di affrontare quest'altro ambito, diciamo, ci tenevo a dire che appunto la realtà che mi ha permesso all'inizio di mantenermi con il servizio civile, in realtà oltre che a mantenermi è stato
gratificante, perché mi ha dato la possibilità di sperimentare, cioè di passare anzi da educando a educatore, perché ero di supporto alle educatrici in un'altra comunità. Quindi è stato la prima vera esperienza lavorativa, tranne altre esperienze, e lì ho confermato il mio intento. Quello che volevi fare, quello che tuttora vuoi fare. Quindi è stato bello, ero contenta. Mi fa molto piacere. E invece, per quest'altro punto, è che appunto mi sono ritrovata a sentirmi sola, anche se poi in realtà avevo le mie amicizie, sentivo comunque i miei genitori, anche se ovviamente in quel periodo lì magari qualche aiuto mia madre ogni tanto me lo dava, però mi sentivo un po' quasi in una situazione di ricatto, cioè velato. Io ho bisogno di questo e ti do questo. Poi magari lei lo faceva anche amorevolmente, aiutarmi, però spesso lei comunque c'erano dei suoi bisogni appunto che io, anche essendo giovane, ho sempre cercato di dare, ecco. Ci sta anche comunque in un rapporto sano aiutarsi, però insomma in quel momento ero molto giovane, dovevo cercare di svincolarmi e pensare a me, quindi c'era comunque un rapporto non stabile con mia madre e tutta una serie di cose, pensare a dovermi mantenere, comunque anche se hai affrontato varie situazioni complesse che ti hanno fatto crescere prima, però poi sei inconsapevole della vita fuori in realtà, perché vieni un po' protetta, quindi non vieni protetta dalla situazione familiare, perché quella è, ma bollette, affitto, cose burocratiche, appuntamenti, insomma tutta la gestione che di solito i genitori ti accompagnano, quindi sicuramente ho sentito un carico e sapevo che comunque bene o male gli educatori, anche se mi ero distaccata appunto proprio per non magari anche sentire quella separazione, c'erano, però c'erano in una maniera diversa. Cioè un figlio se va a vivere lontano, bene o male viene sempre spalleggiato un po' dai genitori, aiutato. Io sapevo che ero totalmente te stessa. Te stessa, esatto. Con te stessa. Esatto. Poi se chiamavo gli educatori un consiglio me lo davano, li sento tuttora, ho un bellissimo rapporto, ma dovevo contare su me stessa. Quindi questo sovraccarico mi ha portato in un momento un po' buio, in un momento dove sentivo che dovevo cambiare perché sennò non vedevo un po' più la luce, diciamo. Avresti mandato in malore il lavoro che tu e i tuoi educatori e la tua comunità avevate fatto nell'arco di tutti quegli anni. Magari alcune persone in quel contesto avrebbero preso strade tossiche, non l'ho fatto, però comunque sentivo che dovevo cambiare perché appunto, cioè non vedevo più, è brutto da dire, ma il senso della mia vita. Ok, e quello cosa ti ha portato? Quello mi ha portato, in seguito a una frequentazione appunto qua in Veneto, a cambiare totalmente città, un po' dall'oggi al domani. Doveva essere per 3 giorni, poi tuttora abito qua, non con quella persona, è durata una relazione di 8 mesi circa che mi è sembrato anni. E penso che, non so, credo che stavo un po' perpetrando i meccanismi un po' tossici, sbagliati della mia famiglia, cioè nel cacciarmi in situazioni un po' disfunzionali. Anche lì stavi per ricadere nel ma sto diventando come quello da cui sono fuggita, quello da cui me ne sono andata, quello che non voglio diventare. La stessa domanda che ti eri fatta da adolescente sostanzialmente. Questo però mi viene appunto da analizzarlo dall'altra parte ad un'età ancora più adulta, quando già avevi fatto delle scelte di indipendenza, quando già ti eri già chiesta come faccio a diventare qualcun altro. Okay. Diciamo che però quella era una cosa un po' più nascosta, perché comunque
Non do la colpa all'altra persona perché è stata una mia scelta, però io mi sono fidata di quello che mi veniva detto, della stabilità che magari avremmo avuto, quindi io purtroppo ho fatto una scelta un po', cioè una scelta sbagliata di buttarmi, e quindi trasferendomi all'inizio comunque avevo un piccolo contributo perché il servizio civile era finito, ad Arezzo non trovavo lavoro, mi sentivo bloccata, periodo Covid completo, quindi insomma situazione comunque anche per gli altri non proprio semplice. Niente, mi sono trasferita, mi sono messa subito alla ricerca del lavoro, però ovviamente visto che avevo interrotto la strada con appunto, come posso dire, non educativa, ma il percorso che era stato scelto insieme all'Essenziale, insieme all'equipe, quindi abitare lì e andare avanti. Una volta finito il servizio civile, una volta che mi sono trasferita, abbiamo appunto interrotto questa procedura essendo maggiorenne, e quindi io non avevo neanche quel poco contributo che mi davano dopo il servizio civile, che comunque ti basta a malapena per una spesa di un mese, però senza è peggio. Ecco, e quindi io comunque mi ero un po', come dire... Ti eri un po' arenata, eri un po'... ti stavi cercando, avevi bisogno allora, di... sicuramente un po' per amore, un po' per il fatto che appunto conoscevo quello nella vita, quindi un po' quella cosa da croce rossina, e quindi non sono tornata indietro, ma sono rimasta per cercare di supportare. Di quindi, aiutare. Io ho fatto le scelte sbagliate dove mi stavo, diciamo, potevo rovinare il mio futuro, ma come di rimbalzo. Quindi questa persona ho scoperto dopo, non subito, che aveva una dipendenza ludica dal gioco, tante bugie, insomma varie cose, e quindi mi sono trovata a rischiare di finire in mezzo a una strada. Quindi ero con la costante ansia è un po' poco. Ansia è un po' poco, grazie per averla definita. La costante di stasera potrei finire in mezzo a una strada. E quindi io cercavo appunto di trovare un lavoro, perché avevo trovato un lavoretto, perché in periodo Covid era tutto fermo. E, sì, cercavo appunto un modo di avere una entrata maggiore. E, infatti ho accettato anche un full time a tempo pieno a una cifra veramente irrisoria molto, però insomma quello ci stava permettendo di riuscire non a vivere serenamente, ma almeno di pagare l'affitto. Però era un costante, non potevi far nulla, cioè a parte che vivevi sempre in bilico, quei mesi sono stati sempre in bilico tra ce la facciamo, non ce la facciamo. Ci manca tot soldi per pagare l'affitto, e sono arrivata a contare i centesimi per mangiare, e niente, con appunto il proprietario, perché stavamo in una stanza di albergo, quindi c'era il proprietario di albergo che giustamente diceva paga. Esatto. E io molto precisa, scrupolosa, che cioè anche per un centesimo, anche se magari non ho un centesimo, mi paghi un caffè e mi sento in debito, per me era una situazione pesante anche per questo. E poi io cercavo di essere forte anche per l'altra persona, quindi non me ne sono neanche accorta subito, cioè ero in ansia, però ero ancora adrenalinica nel cercare di stare a galla. Poi quando ci siamo un po' sistemati con il lavoro e tutto, comunque era subentrato questo problema, avevo scoperto di queste cose, perché comunque c'è stato un mese dove avevamo solo, oltre affitto, tipo 200 euro circa, io ho scoperto poi che li ha giocati. E insomma, c'era anche un periodo, in quel periodo dovevo fare anche una visita importante, fisica. E quindi quei soldi
sarebbero serviti a quello. A stare meglio Esatto. e non a essere buttati via. Esatto, e quando l'ho scoperto... È stato il momento di dire basta, prossimo capitolo. Esatto, sì. Prossimo Sarebbe capitolo. stato, ma non l'ho fatto perché volevo aiutarlo. Ah, E poi anche perché ha messo in mezzo sua mamma, e proprio per non farmi andare via, insomma, mi minacciava che se lo lasciavo sarebbe... mhm. E quindi c'era questa cosa, questo... Vabbè, comunque l'ho fatto andare al CERT e dopo lì, quando ho visto che stava andando al CERT e tutto, ho pensato basta, cioè basta. Anche perché dopo non è più amore, ma è... Assistenzialismo. Esatto. O assistenza più che assistenzialismo, è anche un po', come dicevi tu, quest'anima da croce rossina che contraddistingue molte circostanze simili. Devo dire che la tua vita è stata sufficientemente intensa. Variegata. Variegata, è un altro degli aggettivi che non mi verrebbe in mente subito, ma ebbene sì lo è. Tu però vuoi, contrariamente ad altre situazioni, ad altre persone che hanno attraversato questo genere mi viene sempre da dirle sfortune, ma effettivamente situazioni, chiamiamole così. Hai voluto raccontarti. Sì, Hai voluto raccontarti. Le radici della speranza è stato presentato come un racconto di rinascita. esatto. E tu hai avuto varie rinascite nell'arco della tua Sì. giovane vita, perché ricordiamo che quanti anni hai? 25, me ne 25, sento sì. il doppio. È il percepito, ecco, il percepito è l'essere rinata, quindi aver vissuto più vite, anche contemporaneamente, è l'aggettivo molto di moda, resiliente, vero? Sì, Ma allo stesso tempo consapevole. esatto, sì. Consapevole, perché una posizione forte per poter dire sono contenta, sto bene, è il conoscersi Esatto. e quindi il diventare consapevoli del sé e il diventare consapevoli di tutto ciò che è il sé, limiti compresi. Sì, sì, infatti io veramente ringrazio tutte le scelte sbagliate che ho preso. Questa è una Cioè, bellissima io frase. veramente ringrazio veramente tanto perché innanzitutto non sarei cioè ad oggi non sarei la persona che sono ora. Mhm. E poi ho veramente capito tanto. Cioè, ovviamente ovviamente no, però solo sbagliando puoi capire determinate cose. Quindi spero e farò in modo che le scelte sbagliate che ho fatto in passato siano servite a qualcosa, quindi di non ripeterle, apprendere dove ho sbagliato e farci una forza. In tutto questo, perché hai sentito il bisogno di portarlo in un libro, di diffonderlo in un libro? Allora, Come nasce Le radici della speranza e perché nasce Le radici della speranza? Allora, di fondo sono una persona molto timida, molto. E in più, per esempio, in un gruppo io sono quella che di solito ascolta, non parla mai, cioè comunque se c'è confidenza sì, ma preferisco ascoltare, analizzare, capire. Mi sento privilegiato perché devo fermarti. Esatto. Vai avanti esatto, tantissimo, o ti metto particolarmente esatto. a tuo agio. Mi sono sbloccata. Possiamo Mi fa- iniziare ora? Mi fa tanto piacere, abbiamo già iniziato e stai andando alla grande. Grazie, fa piacere questo tuo feedback. Allora, ho scelto non facilmente, nel senso che non volevo scriverlo. Cioè, gli educatori negli anni mi hanno detto: ma perché, visto che sei riuscita a prendere una strada buona, positiva, costruttiva e tutto, non scrivi un libro? E io, ma non sono capace, non ho le qualità, non sono una scrittrice, non sono. Hai tolto il non. Sono, no. E a distanza di anni, quando mi sono sentita più tranquilla, stabile e avevo maturato anche, poi negli anni crescendo apprendi nuove consapevolezze, cerchi di sbagliare meno e stabilizzarti di più. Ecco, in un momento sereno, tranquillo, ho detto perché no? Perché non cercare di aiutare, divulgare
mia esperienza di vita variegata. Ritorna questo fantastico esatto, gusto di gelato. Esatto, che è un po' sconosciuto. Perché quando parlo con le persone diciamo che alcuni non sanno cos'è una comunità o magari pensano subito tossicodipendenti, banalmente per esempio, e io dico no, ce ne sono molte di vario tipo e quindi vorrei far conoscere la realtà, ma soprattutto cercare nel mio piccolo, è quello che spero, di dare un supporto, un mini appoggio alle persone che stanno affrontando quello che ho affrontato io, anche se ovviamente percorsi magari diversi, far vedere, guarda che anche se c'è stato un bagaglio pesante, quello ti può aiutare, cioè proprio quello lo puoi... Può diventare il tuo esatto. Carburante. Esatto. E quindi sì, è titolo informativo, ma soprattutto spero di dare un piccolo contributo di aiuto ai ragazzi e ragazze, sì. Questo più che volentieri. Sì. E lo fai da ancora ragazza. Esatto. Da ancora ragazza che, come dici, si sente molti più anni di quelli che ha, perché di vite ne ha vissute proprie o degli altri, con il peso che si è portata dietro e che ancora ti porterai, perché sarà quello il tuo carburante, ne sono convinto, sì. Anzi te lo auguro, perché ne avrai una scorta per veramente tanto tempo, per tutta la tua lunga vita, ecco, che trasferirai e trasmetterai. Ti auguro il meglio nel tuo percorso di formazione per riuscire a diventare un'educatrice ancora migliore dei già bravi educatori che hai incontrato nella tua vita. Una domanda che faccio a tutti comunque è questa, perché non serve andare tanto indietro nel tempo per poter dire cosa diresti alla Jessica di 10 anni fa. Tante cose. Intanto ciao. Buongiorno. Magari alla Jessica di 10 anni fa non tante persone dicevano ciao in maniera amichevole, forse. Di 10 anni fa... Può essere dal lascia stare quella canna, ok? Esatto. Sto dando dei suggerimenti, ma devi dirmelo tu perché sei tu la Jessica di 10 anni fa. Allora direi innanzitutto anche se ero più piccola, però... Se sono 12 o sono 15 va bene lo stesso. Di appunto fare del tuo passato il tuo carburante, di non smettere di essere empatica, ma di essere anche un po' egoista in modo sano. Quel pizzico di sano egoismo, perché io vivevo sempre in funzione degli altri, di credere di più in te stessa. Qualcuno lo chiamerebbe amor proprio. Esatto. Che è la declinazione positiva del sano egoismo che tu mi dici, perché il sentire a volte è un'autoprotezione, un modo per dire mi conservo, sapendo che questo dovrà tagliare qualcosa con chi effettivamente mi intossica. Ho imparato che ora se un rapporto, amicizia, qualsiasi di lavoro non va, anche dopo averne parlato e tutto, vado via. Perché bisogna volerci bene, quindi gli direi di credere di più in te stessa, di scappare, cioè non scappare, di andarsene dalle situazioni tossiche sempre, di aiutare, ma appunto, cioè io faccio sempre questo esempio: se una persona finisce in un pozzo, tu gli cali la corda, ok? Quello è il tuo aiuto, ma se non vuole salire non puoi andare giù tu a riprenderlo. Ecco, e quindi non so se sono riuscita a spiegarla bene, però... Perfettamente, è un'ottima parabola. Esatto, però quello mi ha aiutato tanto. E poi nel vivere nel qui e ora. Infatti mi sono tatuato. Qui e ora perché in generale noto che non viviamo mai il presente. Ci facciamo prendere dall'ansia, dall'agitazione, dalle brutte cose, magari per il passato,
o per l'ansia del futuro. Mhm. In realtà bisognerebbe gustarci la giornata. Ecco. Molto bene, molto bene. Quindi direi queste cose, sì. Da quello di cui abbiamo chiacchierato sono emerse tantissime cose, molto molto profonde, molto pesanti anche, come per esempio che il punto di partenza conta ma non decide tutto, Esatto. e si può interrompere un copione negativo, qualsiasi esso sia, se familiare, se di relazione, se di rapporto interpersonale, di amicizia, di lavoro, hai citato tu adesso. Crescere presto, troppo in fretta, può far male, ma può anche dare una forte consapevolezza del sé. Esatto. E aiutare gli altri non significa cadere noi nel fosso, cadere noi nel pozzo, ma Esatto. non significa sicuramente perdersi. E che ripartire soprattutto è possibile, c'è sempre speranza. Esatto. Richiede però scelte concrete e responsabilità. Esatto. E di questo ti ringrazio tantissimo, perché fa sempre bene ricordare che c'è sempre una soluzione, c'è Esatto. sempre del positivo. Ovviamente, come hai giustamente detto tu, c'è bisogno anche di condividere la cosa con chi ti sta attorno, con le relazioni che noi abbiamo. Assolutamente. Le mie domande, le mie curiosità sono Sì. tantissime altre, ma le chiudo qui. È C'è però difficile infatti riassumere Mhm. una vita per quanto breve, ma variegata, mi spiace, lo ripeto, variegata. Come posso, questo. un sinonimo? Aiuto da casa. A Federico piacerebbe dire trasversale. Ok, trasversale. Ecco, infatti anche nel libro non ho messo capitoli, ho scritto, ho buttato giù un flusso di coscienza, rivisto, perché io appunto devo essere... Mhm. sono un po' maniacale su certe cose. Precisa diciamo. È un flusso di coscienza molto concentrato, però a tutti gli effetti è difficile riassumere. Ma questo è soltanto il primo capitolo. Consistente, ce ne saranno altri, magari con contenuti diversi. Te lo auguro tanto. Grazie. Adesso però è il momento del question time. Ecco. Vedi. Allora, prima do a te il cartellino per la domanda che verrà fatta al nostro prossimo ospite. Ok. E aggiungo anche il lapis magnum. Andiamo sul difficile. Direi. Vabbè, vediamo intanto se la domanda che ti è stata posta dal nostro precedente ospite, prima di tutto riuscirai a leggerla. Io non ci riesco. La leggo? Te la do da leggere, ecco. Dopodiché dimmi tu, perché non so se posso condividerla prima con chi ci guarda da casa e dopo con... Filosofica o... No, guarda, ti posso dire soltanto che la leggi meglio dal retro. Ah, ok. Eccola qua. Ah, ringrazio intanto il precedente o la precedente. Comunque nella prossima mi diverto io. No, scherzo. Sono No, Scorpione, mica per niente. Divertiti pure. Se lo meritano. Allora, quando uscirai da questa esperienza, che riflessioni, porterai al tuo ambiente e alle persone a te vicine? Ok. Quindi cosa trasmetterò alle persone a me vicine in base alla mia esperienza? Penso questa, l'essere venuta ospite al Campus Cast. Ok. Allora, sicuramente non voglio essere banale, scontata, però tanta gratitudine, felicità e gioia. E è un programma veramente che diverso dal solito, che, come posso dire, che merita tanta visibilità perché racconta la vita vera
esperienze, progetti veri che solitamente non si sentono nel piccolo. E quindi, infatti, tengo a ringraziarvi tanto. Alle persone, tanta comprensione, tanto lavoro, tanta speranza di divulgare. È bello che tu citi la speranza. Noi speriamo, Esatto. e tu l'hai espresso, Spero di averlo che tu ti sia trovata bene con noi oggi. molto. Tu ci hai ringraziati, ma noi ringraziamo te, perché il forte carico di emozioni che ci hai dato appunto oggi verrà sicuramente condiviso. Lo condividiamo intanto noi e colgo l'occasione per ringraziare chi supporta Campus Cast, in primis i nostri ospiti, e quindi Jessica Sgrevi, che è stata con noi oggi, ma anche chi da dietro le telecamere e i microfoni rende possibile e realizzabile questo progetto. Per ringraziare loro e per darci un thumb up, vi ricordiamo che è sufficiente cliccare sulla campanella che vedete qui sotto e ovviamente attivare le notifiche. La nostra Paola, supporto per quanto riguarda i social media, assistita dal nostro fantastico stagista Federico, daranno vitalità al vostro feed e vi suggeriranno i nostri prossimi appuntamenti o anche qualche highlight di quelli passati. Luca e Riccardo, i nostri tecnici audio e video, daranno sempre miglior qualità a quella che è la nostra performance anche da un punto di vista visual e audio. E ovviamente ringraziamo Frank Colorado che coordina questo progetto fin dalle prime puntate. Un saluto a voi, un saluto a te Jessica. Un saluto a voi. Un Grazie. grande augurio da Leo Gobbato e Jessica Sgrevi, Campus Cast, British School Bassano.